L'inizio del mese di novembre del 1966 è ricordato per una delle maggiori sciagure che hanno segnato il nostro paese: la Grande Alluvione. Un ricordo che riaffiora ogni qualvolta fenomeni estremi portano distruzione e sofferenze. In quel 1966 non si parlava ancora di cambiamenti climatici o di bombe d'acqua, ma gli eventi estremi, pur se meno frequenti rispetto al giorno d'oggi, non mancavano. In quell'occasione fu l'associazione di alcune condizioni meteorologiche particolari a causare la sciagura che sconvolse molti territori, in particolare del nord-est Italia, così come in Toscana. In quei giorni di inizio novembre, a seguito di una perturbazione invernale, si instaurò un ciclone molto profondo che richiamò forti venti di scirocco carichi di pioggia. Il repentino innalzamento delle temperature provocò al tempo stesso il rapido scioglimento della neve che già era caduta abbondantemente in montagna. Il vento di scirocco e il potente innalzamento della marea crearono un blocco al deflusso fluviale fortemente alimentato dalle forti piogge. Fu dunque l'azione combinata di questi straordinari fattori a determinare il collasso in diverse aree della pianura veneta e friulana, mentre in montagna i danni furono provocati direttamente dalla rovinosa potenza di torrenti e fiumi ingrossati all'inverosimile. Pensiamo a quanto fu drammaticamente coinvolto anche l'alto corso del Piave, che rappresenta l'ossatura del territorio montano veneto con i suoi affluenti: il Comelico, il Cadore, l'Agordino, il Longaronese e lo Zoldano in particolare, dove si temette per la diga di Pontesei, con il ricordo ancora vivissimo della sciagura del Vajont, solo 3 anni prima. Tutta la provincia di Belluno subì danni gravissimi, con migliaia di edifici e centinaia di ponti distrutti, e poi strade, condotte elettriche, reti dell'acqua e del gas, ma soprattutto, purtroppo, anche con alcune vittime. A Motta di Livenza, l'episodio drammatico e determinante fu il cedimento dell'argine destro del fiume Livenza. Il Livenza ha da sempre accompagnato positivamente la vita e l'economia dei territori attraversati, dalle sue sorgenti, nella magnifica area ricca di risorgive, ai piedi del Cansiglio, fino al mare Adriatico. Lungo un percorso sinuoso, per lunghi tratti proprio sul confine tra Veneto e Friuli. Però il 5 novembre 1966 il Livenza si trasformò in un vero e proprio incubo. Nel cuore della notte, in località San Giovanni, lungo l'argine destro, poco a nord dell'abitato di Motta, si aprì una falla di 150 metri e da questa fuoriuscì un'enorme massa d'acqua che in brevissimo tempo sommerse le campagne e successivamente il centro abitato, espandendosi poi ai paesi vicini. Il livello dell'acqua superò i 3 metri d'altezza in molti punti ed anche i 4 metri nei punti più bassi. Fortunatamente, almeno per l'incolumità delle persone, un attento controllo degli eventi permise di allertare la popolazione con un buon anticipo, garantendo la salvaguardia di chi si trovava in oggettivo pericolo, assieme a qualche bene. Le operazioni di soccorso e di evacuazione si avviarono dunque tempestivamente, pur nella drammaticità del momento e nell'angoscia acuita dal buio assoluto e dalla mancanza dell'energia elettrica. Qui siamo esattamente a circa 500 metri a valle del comune di Belluno di Livenza. Siamo alla sinistra del corso del fiume, quindi sul versante in comune di Motta di Livenza,
all'altezza della grande rotta che c'è stata il 5 di novembre del 1966. A differenza di come appare ora il fiume, in quei giorni c'era stata una notevole piovosità, per 4-5 giorni è piovuto continuamente. Il giorno 4 novembre, quando ci siamo accorti della situazione, non pioveva, ma l'acqua stava arrivando giù dalla montagna, e alla sera del 4 novembre, assieme all'allora sindaco Vito Pavan, siamo venuti qui sul posto e abbiamo visto come arrivava giù l'acqua, come cresceva, e ci siamo resi conto della pericolosità del fiume. È stato dato l'allarme verso le 10, 10:30, 11 della sera del 4 novembre, e alle 2:30 del mattino del 5 è avvenuta la rotta, la tracimazione prima del fiume, poi la frana dell'argine e quindi la rotta che ha portato tutta l'acqua all'interno del catino che c'è a Motta di Livenza, dato dagli argini del fiume Livenza e del fiume Monticano che convergono qui proprio a valle della città. Questo si è verificato appunto nella mattinata, nella notte. È chiaro che verificandosi di notte e dovendo dare allarmi di notte si è cercato di fare in maniera di non spaventare eccessivamente la popolazione, però è servito questo allarme per far sì che la gente si premurasse a portare su le cose ai piani superiori, di evitare danni maggiori, e quando al mattino l'acqua è arrivata in città, diciamo che la gente ormai era preparata all'evento. Non così grande come è avvenuto, perché in piazza Motta c'erano 2,5 metri di acqua, in periferia nelle zone basse 4 metri di acqua e anche più, però in qualche modo qualche cosa si è potuto fare, qualcosa si è potuto salvare, e soprattutto la gente ha potuto prepararsi in modo tale che si mettessero a riparo almeno le persone dei piani inferiori, delle case a un piano, eccetera. Motta non ha avuto, nonostante quanto è avvenuto nei dintorni o in altri paesi, in altre zone, non ha avuto in quel periodo nessun morto, nessun ferito, niente, nessun danno alle persone. Danni alle cose sì, tanti. Alle prime luci dell'alba del 5 novembre, lo scenario si presentava apocalittico. Il centro sembrava trasformato in una surreale città lagunare, con canali navigabili tra le abitazioni dove galleggiava ogni genere di detrito ed anche le carcasse di molti animali che non era stato possibile mettere in salvo. Va considerato che la società di allora era essenzialmente contadina e gli animali di grossa e piccola taglia abbondavano in stalle e cortili, rappresentando una voce importante della sussistenza quotidiana e in molti casi l'elemento primario e prezioso della propria attività. La popolazione trovò rifugio per quanto possibile nei piani più alti delle abitazioni, assieme ai pochi beni che aveva potuto portare al sicuro, ma la devastazione fu impressionante. Barche e zattere di fortuna percorrono ora quelle che erano delle normali strade cittadine per portare soccorsi, cibo, acqua potabile, beni di prima necessità. Va sottolineato in questo contesto il grande ruolo dell'esercito, dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile. L'acqua fangosa con grandi chiazze oleose di idrocarburi dispersi e una quantità enorme di detriti ci mise davvero molto ad abbandonare il centro e le campagne invase, amplificando i danni e cominciando a lesionare le strutture degli edifici storici. Solo dopo alcuni giorni, grazie alle mutate condizioni meteorologiche ed anche all'apertura di un varco di sfogo su un argine a valle, dove scorre il Monticano, la massa liquida, pian piano, abbandona l'abitato di Motta. Lei, signora Gabriella, che negli anni del triste accaduto era insegnante delle scuole elementari, cosa si ricorda di quel tragico evento? Fummo travolti da un fiume di acqua e fango che proprio impetuosamente circondava le case. Io salì, avevo 3 bambini, il maggiore dei quali aveva 7 anni. Allora salì e ero incinta del quarto. Salì in alto e l'acqua entrava nella casa e saliva anche l'acqua. Allora pensai di gettare i bambini nella soffitta perché non vedevo arrivare il barcone dei militari. Per fortuna questo arrivò, ci scaricarono a Lorenzaga dove erano convenuti altri motensi e lì c'era una piccola popolazione di profughi
a Lorenzaga. I bambini approdati lì erano felici di questa vacanza insperata, ma quando seppero che c'era una maestra si allarmarono temendo di perdere la vacanza completa. E con la famiglia fui portata nel Pordenonese e poi per tutto l'inverno a Caorle, perché non si poteva tornare a casa. L'acqua aveva raggiunto livelli, aveva riempito tutto il piano terra e il piano superiore dell'abitazione vera e propria aveva raggiunto il livello dell'interruttore in cucina, ricordo. Era insomma un disastro, acqua, fango e nafta, perché allora non c'era il riscaldamento attuale e c'erano stufe a nafta nelle case e intanto l'acqua portava di tutto, si vedeva dalla finestra, mi diceva il marito, perché io ero stata allontanata, carogne di animali, piante, di tutto. Il direttore didattico, il dottor Mion, si era preoccupato di salvare i documenti della direzione didattica, aiutato da bravissimi bidelli e alcuni maestri collaboratori. La scuola rimase chiusa per una quindicina di giorni e subito si attivarono gli insegnanti e tutti gli operatori della scuola, compresi i genitori, per ripristinare il servizio. Come fu il ritorno alla normalità, soprattutto nell'ambito scolastico? Il patronato scolastico, che fino a prima dell'alluvione era diretto dal maestro Gilberto Battiston, fu diretto poi dal maestro Franco Sandri e il direttore Mion. Con il patronato scolastico arrivò del denaro e arrivarono molti aiuti non solo per i bambini ma anche per le famiglie. C'è stato un grande movimento di solidarietà dell'ambiente scolastico e della comunità nel suo complesso. Qualche anno fa c'è stato un pericolo di alluvione e il livello dell'acqua poco tempo fa fu più alto di quello di allora, però con gli argini elevati ci fu la salvezza. Bisogna fare anche un lavoro di dragatura, di pulizia del territorio fluviale. Lei, signora Gabriella Nagarotto, che allora lavorava come commessa in una cartolibreria del centro, cosa ricorda di quei giorni? Oh, guarda, ho diversi ricordi, sicuramente non belli. E poi una cosa che mi è rimasta e che mi ritorna molto spesso negli incubi notturni è quando sono scappata dall'acqua che mi rincorreva, una cosa terribile. Cioè io mi sono presentata al lavoro la mattina perché non sapevo che c'era sto pericolo. Sì, avevo visto l'acqua alta nel fiume, però siccome era successo altre volte non mi ero preoccupata. La mattina mi sono presentata al lavoro e ho trovato tutto chiuso, sigillato con i sacchi di sabbia, così. Il negozio chiuso e il mio capo, allora padrone si chiamava, mi dice corri svelta, vai a casa che sta arrivando l'acqua. Io dico come sta arrivando? Se Livenza è già calato, era calato in effetti, e allora mi dice vai. Allora io di corsa scappo, vado. E la riviera Scarpa era già allagata, per cui non potevo passare e mi dicono vai per la Postumia, sai che c'è la strada fuori, attraverso la ferrovia, vado in Postumia e non mi rendo conto che l'acqua sta arrivando anche lì, per cui io corro e l'acqua sempre blum blum dietro finché arrivo al ponte e lì l'acqua si ferma e io sono salva. Il mio terrore era che non sapevo nuotare, quindi dicevo mannaggia, qua vado sotto, mi annego, cosa faccio, cosa non faccio. E al ponte si è fermata e allora lì ho tirato un sospiro di sollievo e sono andata a casa. Casa mia era salva perché era dall'altra parte del fiume. Questo è il ricordo cioè l'incubo che ho molto spesso notturno. Come ripresero le attività successive a quei giorni e la Merce? Sì, allora guarda, per diversi giorni Motta, il centro, è rimasto sott'acqua,
diversi metri, 2-3 metri, adesso non ricordo, e quindi non era agibile. E dopo 5, 6, 7 giorni, non lo so, era scesa, non del tutto, e allora sono rintornata al mio posto di lavoro e ti dico una tragedia perché c'era solo fango in tutta la città, fango, detriti, animali morti, gonfi e gasolio, cioè era una cosa terribile. Quando mi sono avvicinata al negozio dove lavoravo non restava che piangere, era una desolazione, non c'era più niente. Cioè c'erano i libri che galleggiavano fuori in mezzo alla strada, era tutto sporco, c'erano animali, c'era di tutto, una tragedia. Eravamo disperati, anch'io, nonostante non fossi io la proprietaria, comunque eravamo molto affiatati. E poi sai cosa abbiamo fatto? Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo messo i guanti di gomma che qualcuno ci aveva dato e ci siamo messi a pulire. E devo ringraziare gli angeli di Padova, io dico, perché un gruppo di ragazzi dell'Università di Padova è venuto giù ad aiutarci e anche loro si sono messi con noi a pulire tutta sta roba per giorni e giorni. La merce non c'è stato niente da recuperare, zero. E nei giorni in cui non era possibile raggiungere la piazza, cosa fece? E allora io con altri ragazzi della mia età abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa per aiutare la gente che è di là. Allora abbiamo preso un carretto di legno e siamo andati per le case di contadini dove non c'era l'acqua a chiedere del latte, uova, se avevano qualcosa da dare, e loro generosissimi ci hanno caricato il carretto e l'abbiamo portato attraverso la passerella e lì c'era una barca di militari che ci aspettava e l'ha portato in piazza e poi l'ha distribuito. Questa cosa l'abbiamo fatta per diversi giorni ed è stato bello. Mia mamma, mi ricordo, preparava il pollo e la pasta con ragù per noi ragazzi, tutti quelli che lavoravamo, perché tanto da qualche parte si doveva andare a mangiare, no? Allora a casa mia era un porto di mare bellissimo. Anche il vicino Friuli fu gravemente colpito dalla grande alluvione del 1966. Esondazioni disastrose si verificarono un po' ovunque, in prossimità dei grandi fiumi o di quelli che sono normalmente dei modesti torrenti. Dall'Isonzo al Tagliamento, al Meduna, che poco a nord di Motta sfocia nel Livenza, enormi furono le devastazioni. Così nel Pordenonese, specialmente nella zona di Prata, dove si ricorda il dramma di 2 giovani vigili del fuoco venuti per salvare delle vite e che invece qui hanno sacrificato la loro. Il veneziano Massimo Pinzan e il sassarese Sebastiano Crispazzu. Sono Giovanni Pavan, sono il presidente della Camera di Commercio di Pordenone. L'impatto per il pordenonese della grande alluvione è stato, ahimè, devastante. Ha occupato una grande parte del nostro territorio che si sviluppa verso i bacini fluviali del Noncello, del Meduna e quindi del Livenza, e poi è andato ad impattare su territori dove c'era un grosso sviluppo industriale che stava nascendo in quel periodo. Quindi l'impatto è stato sì per le popolazioni, ma anche per tutte le attività economiche, dall'agricoltura all'industria e al commercio. Voglio precisare che il nostro territorio già aveva uno sviluppo anche industriale e commerciale importante. Naturalmente una devastazione come quella dell'alluvione e come ahimè successivamente noi abbiamo dovuto individuare anche durante il terremoto, da un lato porta momenti in cui sembra che anche le attività economiche non abbiano la possibilità di riprendersi, ma qua voglio sottolineare ancora una volta poi la tenacia e la volontà degli imprenditori. Da un momento difficile, quasi disperato, si è passati poi ad un momento in cui c'è l'orgoglio di riprendere e di poi riposizionarsi e di ricrescere ulteriormente nelle attività economiche del territorio. Si acquisiscono delle esperienze quando ci sono queste grandi calamità. Dobbiamo prendere atto che allora c'è stata una seria volontà di mettere in sicurezza tutta l'asta dei nostri fiumi che partono dal Noncello, arrivano sul Meduna e poi sfociano sul Livenza. Direi che molto è stato fatto in tempi anche abbastanza lunghi, ma comunque con una volontà decisa di preservare questo territorio.
Ora però dobbiamo non dimenticare una cosa: non tutto è stato fatto. Sappiamo che ci sono ancora delle cose da fare, dobbiamo quindi sollecitare sempre di più che anche l'asta del Noncello Meduna Livenza, presa anche con l'altro problema importante del nostro territorio che è il tagliamento, con tutto ciò che l'alluvione ha comportato anche per la zona di Latisana, debbano essere prese in considerazione entrambe nel completare tutte le iniziative che consentiranno al territorio lungo i nostri fiumi di poter essere messo ulteriormente in sicurezza. Posso raccontare un episodio che mi è rimasto significativo quando allora ero molto più giovane, ma mi occupavo già di attività nel campo dell'impresa, che era la nostra attività. Ricordo che noi avevamo degli operai che venivano da quella zona, erano muratori, che naturalmente i muratori di allora, voglio ricordare, erano come i metalmezzadri della Zanussi, lavoravano da noi ma avevano i campi e anche qualche piccola proprietà. Io ricordo che in quel periodo lì c'erano degli operai che purtroppo non sono venuti e mi è chiarissimo il ricordo di uno che mi diceva che un paio di mucche che aveva in stalla, mano a mano che l'alluvione e l'acqua saliva, riuscivano a mettere delle balle di paglia sotto le gambe delle mucche per poterle far arrivare almeno a respirare sopra l'acqua. Questo credo che mi ha dato anche la misura di quanto devastante sia stato per quel territorio tutte queste situazioni. Dobbiamo avere la responsabilità di prevenire anche con le nostre decisioni e con le nostre iniziative. Le scelte che noi facciamo devono essere scelte che anche sull'ambiente devono avere un'estrema attenzione. L'acqua che non si ferma davanti a niente e a nessuno, in questa occasione ha messo in serio pericolo anche molte opere presenti soprattutto nei luoghi di culto. Così come nello storico e magnifico Duomo di San Nicolò, nel centro di Motta, dove ammiriamo opere di pregevoli artisti, tra i quali il mottense Pomponio Amalteo, Giambattista Canal, Giuseppe Diziani e Francesco Bassano, uno dei più grandi pittori del Cinquecento. Ore di passione furono vissute anche nel santuario Basilica Madonna dei Miracoli, eretto in seguito all'apparizione della Madonna all'umile contadino Giovanni Cigana nel 1510, dove la venerata statua della Vergine fu portata in salvo con tutti i corredi dagli stessi frati del convento, i quali non poterono però evitare altri gravi danni causati dall'invasione di ben 3 metri d'acqua nel santuario. Alcune testimonianze raccolte appena dopo il disastro. Nessuno aveva la sensazione che arrivasse proprio così alto, il massimo mezzo metro, per cui nelle case si è provveduto così. E quando l'acqua ha cominciato a entrare, allora sono corso subito in chiesa a cercare di salvare un po' i banchi. In un quarto d'ora ci è arrivata già ormai a mezza vita e abbiamo dovuto fuggire per non rimanere annegati. Ma per i quadri, per esempio, avete cercato di salvarli in qualche modo, staccarli a tempo? E come si fa? Non ci ha proprio pensato oppure non è stato possibile? Ci ho pensato e portavo nel cuore e nelle l'ansia di dire perdo tutto, ma d'altra parte come facevo a portar via? Dove e come? Perché proprio guardi un quarto d'ora
che siamo stati in chiesa, noi abbiamo dovuto fuggire dalla chiesa e sulla strada qui abbiamo trovato una corrente tale che con il cappellano abbiamo dovuto pigliarci a mano per non essere portati via. Qui vedo qui per terra degli altri quadri. Sì, questa è la Via Crucis. Faceva parte, mi pare, della famosa pinacoteca Scarpa di Motta, che una volta era preziosa e poi è stata venduta, non si sa come, non saprei dirvi di preciso adesso. Sono stati rovinati moltissimo, vedo. Sono tutti sporchi adesso, non so, speriamo che la sovrintendenza possa mettersi a posto. Senta, lei stava osservando quel quadro, che cosa aveva di particolare quel quadro? L'acqua ha invaso una buona parte della superficie, ha danneggiato naturalmente il colore e soprattutto ha operato il distacco della tela, come è molto ben evidente, e quindi sarà necessario rifoderarlo, naturalmente pulirlo dalle incrostazioni di fango che vi sono depositate e fare un lavoro di restauro che i tecnici conoscono meglio di me. Lei, padre Dino Buso, che ha vissuto i momenti dell'alluvione, potrebbe spiegarci, raccontarci le sue sensazioni, le sue emozioni e anche le sue paure per quanto riguarda l'alluvione? Beh, ti posso dire che vedere l'acqua che cresce dal pavimento e che continua a salire per diverse ore non è certamente una cosa piacevole. Siamo andati subito a salvare la biblioteca, a salvarla, cioè a sollevarla praticamente. L'abbiamo messo sull'altezza di 2 metri i libri. Abbiamo salvato anche le mucche facendole salire al primo piano della stalla che si trova nella parte, diciamo, scoperta del convento. Abbiamo salvato le galline, a mezzogiorno non abbiamo più potuto fare niente perché l'acqua aveva raggiunto già i 3 metri. Ma la Madonna l'avete messa in salvo in un altro luogo oppure in una stanza di un confratello? Sì, l'abbiamo portata al primo piano, ovviamente. Io avevo detto provocatoriamente, in base a una fede piuttosto provocatoria, lasciate che si salvi da sola. Ecco, però i frati hanno detto, i saggi, il superiore del momento ha detto no, io non mi assumo questa responsabilità, è un tentare Dio, quindi noi dobbiamo fare le cose razionalmente per quanto dipende da noi. Non possiamo dominare le acque, ma possiamo portare su la statua. È stato perduto anche qualche quadro, qualche elemento oggetto sacro? No, praticamente gli oggetti sacri erano stati staccati ancora dai frati che si erano intrappolati dentro la basilica, perché a un certo momento era stato rinforzato il portone d'ingresso con dei sacchi di sabbia, ma quando la pressione fuori è diventata troppo pesante, praticamente il portone ha sfondato. I frati che erano dentro in basilica erano almeno in 5, ecco, hanno incominciato a gridare e dalla basilica siamo riusciti ad attivare una scala che era servita per delle pulizie, ecco, e li abbiamo tirati su al primo piano dove adesso c'è la biblioteca. E così li abbiamo salvati perché non potevano più uscire perché l'acqua copriva le porte di ingresso laterali e quella centrale era ostruita da tutta una serie di sarmenti, di altre cose, insomma, che impedivano di poter attivare l'uscita. L'allora vescovo Albino Luciani, futuro Papa, al termine di una visita alle zone alluvionate, lanciò un appello alla diocesi a favore delle popolazioni colpite, soprattutto di Motta di Livenza, Gorgo al Monticano e Porto Buffolè. Profondamente colpito, pronunciò tra le altre anche queste parole. Nei passati giorni, a contatto con situazioni delicate e gravi, più volte sono rimasto edificato per la fortezza cristiana dimostrata dai disastrati. Il Signore ha permesso questi brutti momenti, diceva una madre di famiglia, ci aiuterà a viverne di migliori. Tenterò di ricominciare e partirò quasi da zero, mi diceva un uomo della piccola industria già danneggiato dall'alluvione dell'anno precedente. Possibile che vada sempre male? La grandezza e la subitaneità della disgrazia, i disagi prolungati, la tensione hanno strappato anche qualche frase amara. È più che comprensibile, ma è stato di pochi e per pochi momenti. È prevalsa una generale ed esemplare fortezza d'animo.
Le parole di speranza e fiducia pronunciate dal vescovo Albino Luciani esprimono le fondamenta su cui è stata rilanciata la comunità civile ed economica di questo territorio. Dal disastro della grande alluvione sono emersi i valori più positivi di solidarietà e di appartenenza che hanno portato alla ricostruzione e alla rinascita, generando sviluppo, benessere, coesione sociale. Quel difficile momento è stato anche un'occasione di svolta che ha trasformato una società essenzialmente contadina in una più industriale. Lo spirito imprenditoriale di questa gente tenace ha avuto un sussulto virtuoso e sono così sorte negli anni successivi centinaia di aziende che hanno modificato lo stile di vita, parte del cosiddetto miracolo del Nord-Est. A maggior ragione bisogna dunque far tesoro di quell'esperienza, pensando alla prevenzione prima che all'emergenza, perché oggi un fenomeno come quello della grande alluvione del 66 porterebbe a conseguenze ancor più pesanti. Altre alluvioni hanno colpito negli anni a seguire questo territorio, per fortuna non con le stesse conseguenze, ma gli stessi interrogativi sulla cultura della prevenzione, questi sì, si sono ripetuti. Cosa può insegnare questa esperienza? Ma ieri mi è capitato di andare in una scuola, la scuola elementare qui a Motta di Divenza. Ho incontrato i ragazzi di 2 classi elementari, una cinquantina di ragazzi, e mi hanno fatto alcune domande molto precise e molto sensate, fra l'altro chiedendomi se potrà accadere ancora e cosa succederebbe se accadesse ancora. Allora io ho detto che può accadere ancora, però se noi vogliamo bene il fiume, e ho spiegato loro in termini che si possono usare con i ragazzi, che voler bene al fiume in questo caso vuol dire fare per esempio un po' di pulizia, vediamo qui attorno troppe ramarie, troppa vegetazione, non gettare immondizie, tenere a posto gli argini, ma soprattutto, ho detto a loro in maniera molto semplice, creare a monte delle aree in cui l'acqua che scende in eccesso dalle montagne possa fermarsi qualche giorno, stazionare in montagna e scendere a valle in tempi più tranquilli. Oggi c'è per esempio un servizio di protezione civile che assolutamente era assente prima del terremoto del Friuli e quindi ai tempi dell'alluvione di 50 anni fa. Oggi c'è una certa cultura, c'è una presa di coscienza. Siamo qui in presenza del signor Angelo Moro che ha vissuto di prima persona da protagonista la grande alluvione del 66 e anche la minore dell'anno precedente del 65. Nell'anno del 65 ha messo in pericolo anche la sua stessa vita e con l'utilizzo di un trattore è andato sull'argine per compiere dei lavori molto rischiosi. Cosa si ricorda di quegli anni? La Mori ha partorito. In quei giorni? In quel giorno, quella notte, a mattina e 5. No, il del 66, 5 novembre. E ha avuto, sì, è stato un parto. Portato a Motta e dopo all'ospedale era sotto acqua e ha portato a Boterzo. E per le abitazioni? L'abitazione 2 metri e mezzo, sì, di acqua. E i giorni successivi all'alluvione, quando ormai si stava tornando alla normalità? Dopo 3 giorni. È stato difficile ricominciare dopo, sì. Lavare tutto. E recuperare, sì. E per il bestiame dopo e per comunque anche dei suoi vicini ha recuperato gli animali. Siamo andati assieme a Genio a prendere le carcasse che erano in giro per i campi. Immagino che siano state molte. L'anfibio. Siamo qui con il signor Beniamino Parzanello, che è stato impiegato della CIM, una delle prime fabbriche mottensi che aveva sede nell'edificio che si può vedere qui alle nostre spalle, e è stata un'azienda formata da un gruppo di soci prima degli anni 60 e il signore qui presente ha lavorato nei 13 giorni dell'alluvione. Ecco, cosa si ricorda di quei momenti? La fabbrica produceva camere diciamo, e camerette. La ditta naturalmente, lavorando legno solo e derivati, si è trovata con tutto diciamo deformato, tutto da roba non utilizzabile. I 10 soci siamo messi loro, diciamo, di piena volontà e buona volontà a pulire.
c'è stato un aiuto dallo Stato e come sono stati gli anni a venire? Avendo ottenuto contributi, e mutui agevolati. La fabbrica da prima a dopo si è quasi raddoppiata, quindi producendo il doppio di merce da vendere, ecco. Ci troviamo ora davanti alla casa colonica appartenuta alla famiglia Capraro. La signora Reginella, qui con me, all'epoca aveva soli 17 anni ed aiutò il padre a portare in salvo gli animali. Lei cosa si ricorda di quei giorni? Mi ricordo che mio papà, intanto vorrei correggere che il terreno, la casa è dell'ospedale, mio papà era a Mezzadria. Mio papà stava mungendo le mucche e sentiva un ululato di acqua che veniva su. Hanno detto che è passato anche l'allarme, l'avviso con l'altoparlante e noi qua all'interno non abbiamo sentito niente perché siamo un po' lontani dalla strada. E stava mungendo, sentiva questo rombo dell'acqua che veniva, era il tombino vicino alla casa, vicino alla ferrovia che buttava acqua, tant'è vero che le rotaie erano alte così dal terreno dopo, tanto era la forza dell'acqua. E allora lui ha avuto come un'illuminazione e bisogna portare su tutto perché viene alta finché non fa livello con l'argine che è lì. E allora abbiamo portato su il frigorifero, la credenza, robe di cucina che era tutto da basso, il divano, poi abbiamo portato su il motore della motosega, il frigorifero, di tutto abbiamo portato su. Poi le bestie della stalla che erano 12, e come facciamo a salvarli? Allora mio papà ha detto butta paglia sulla scala che è qui, la scala di pietra, abbiamo buttato la paglia, mandato su prima i maiali 22 e poi le mucche tutte di sopra, se non che l'anno prima c'era stata una saetta e in tavoli il pavimento era marcio. Abbiamo dovuto togliere i balconi e metterli sotto le bestie perché non andassero giù nell'acqua. Così. Poi abbiamo salvato le galline, quello che c'era da salvare. Io sono andata qui a prendere delle galline e intanto l'acqua cresceva, dovevo tornare indietro e l'acqua ormai mi arrivava alla gola. Mi sono orizzontata con la rete, mi sono aggrappata e sono andata in salvo anch'io. Abbiamo salvato tutto. La grande alluvione ha avuto un grandissimo, impatto nella società e nell'economia dell'Opitergino mottense, anche perché nel 1966 c'è stata questa grande alluvione, ma nel 1965 l'avevamo scampata, quindi avevamo già avuto delle avvisaglie e questo ha fatto sì che lasciasse nella popolazione e nel tessuto economico ovviamente un ricordo e una sensazione proprio di impotenza da una parte e dall'altra dal punto di vista sociale un momento anche di, come potremmo chiamarlo, di aiuto, di solidarietà tra la gente. La comunicazione da parte delle istituzioni, degli enti verso l'opinione pubblica indubbiamente ha un suo peso perché ha una sua autorevolezza e quindi più è completa, più è trasparente verso i cittadini, indubbiamente riscuote credibilità e sicurezza da una parte, perché si sentono le istituzioni vicine. Il territorio è cambiato molto dopo l'alluvione, quindi dopo un grande evento, un disastro come quella grande di danno che si è avuto dal punto di vista economico, sociale, c'è stata una svolta, eravamo in una zona depressa, se così vogliamo chiamarla, c'è stata un'evoluzione dal punto di vista imprenditoriale, direi molto molto importante. Era un territorio di migrazione, quindi verso i paesi del nord Europa, verso la Svizzera, e si è bloccata questa immigrazione perché c'era un territorio da ricostruire e i risultati li abbiamo visti e quali sono stati, insomma. L'impegno dell'ente camerale sarà proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e anche la politica perché si arrivi proprio a chiudere il cerchio sulla messa in sicurezza di questo territorio. Ricordo che in questo territorio c'è il più importante distretto dell'automotive in Italia, c'è il più importante distretto del mobile in Italia, quindi sono due valori della produzione di questi territori che meritano la messa in sicurezza per l'occupazione e per l'impegno che gli imprenditori hanno nel sviluppare le loro aziende e nel sostenerle. Ai giovani vorrei trasmettere la solidarietà
che viene messa in campo quando c'è una disgrazia, una calamità naturale di questa portata. Io ricordo che ero un piccolo, però in casa mia c'era l'esercito, avevamo ospitato anche delle persone a mangiare e a dormire a casa nostra, quindi avevamo i camion dei militari fuori dalla porta di casa che avevano le trasmissioni, quindi mettevano in collegamento il territorio con la prefettura, questura e tutte le autorità. Sono stati giorni molto intensi, ma anche giorni che non si dimenticano assolutamente, giorni che passavano in maniera molto vissuta e partecipata, e questo è uno, credo, dei valori che il nostro territorio ha, proprio la condivisione nel momento delle disgrazie, la solidarietà nel momento della sofferenza e del disagio. Uno dei valori che anche in questi momenti di crisi fa sì che questo territorio abbia reagito molto meglio di tante altre realtà, nonostante la crisi dalle nostre parti sia stata e sia ancora tuttora una crisi molto profonda. Non sono però solo le calamità naturali a mettere in pericolo una comunità. La profonda crisi economica e sociale degli ultimi anni ha in qualche misura minato il benessere raggiunto con tanta determinazione. Ma anche per affrontare questo particolare tipo di alluvione, la migliore ricetta è sempre in quello spirito, quei valori positivi che hanno costruito la splendida rinascita dopo la grande alluvione del 1966.